per avere un attore famoso devi avere una buona storia e un buon regista, perché non contatti la gente o il contatto diretto perché l'hai conosciuto, perché ci hai lavorato. Un attore può rovinarsi la sua carriera col tuo film. Il rischio è quello, non è solo la questione ti pago o non ti pago. Cerchiamo di capire se dobbiamo investire soldi in un corto, ma l'ha già raccontato qualcuno, veramente vale la pena? A un pubblico di massa piacerà? Allora il mio consiglio è: guardatevi i corti che vincono gli Oscar. Noi un anno abbiamo fatto vincere ai Gold Movie Awards The Silent Child, che poi 3 mesi dopo vinse l'Oscar. Ci abbiamo visto bene. Benvenuti in questa nuova puntata di Behind the Video, e l'ospite di oggi è un ospite molto particolare. Abbiamo con noi Marco Recalchi, regista nato a Feltre. Grazie dell'invito. A me piace un sacco averti qua perché io ti vedo un po' come il nostro mentore, e questa è una cosa vera, nel senso che con te ti abbiamo conosciuto per caso e per fortuna durante il corso che abbiamo fatto con te, la masterclass di cinema che abbiamo fatto con te su a Feltre, appunto. La consiglio a tutti, nel senso che chi mi chiede, chi ci chiede, è una grande, secondo me è una grande esperienza, e tu ci hai portato una grande esperienza. Fa molto piacere perché lo scopo è proprio quello. È proprio quello. Portare esperienza. E la cosa bella che a me piace tanto di te è non solo le tue capacità, che ci hai dimostrato e ci hai mostrato più volte, abbiamo toccato con mano, ma anche il fatto che ti piace insegnare e la pazienza con cui ti piace insegnare a tutte le età, in tutte le modalità, e ti adatti, no, alle diverse situazioni. Ma questo riempie proprio il cuore. Quindi io direi di entrare nel vivo e di raccontarci un po' come è nato il Marco Recalchi regista. Possiamo anche dire com'è nato, perché era l'estate del 1990, avevo 13 anni. Calcolate, non c'era internet, non c'era nulla. C'era solo o i Super 8, quindi la pellicola, e io avevo quello a casa, oppure i ricchi. Il mio amico aveva la telecamera con le cassettine, no? I nastri magnetici. E aveva questa telecamerina, ho detto dai, mi piace il film dell'orrore, facciamo un film dell'orrore, no? Prendiamo, non sapevo come farlo, non c'era nulla per editare, cioè telecamera e basta. E ho detto filmiamo in sequenza, no? Le scene, una per la porta, stop. Calcolate, le telecamere all'epoca, premevi rec, ci metteva 2-3 secondi a alzare il nastro, portarlo alle testine, iniziare a registrare, quindi una precisione. Morale della favola, arriva sua mamma e fa: ma vi piace fare ste robe? Perché tra qualche giorno a Feltre, perché sono di Feltre, gireranno un film. Pare vero. Morale della favola, becco il regista finalmente. Quando arriva gli ha detto: il ragazzino di cui ti abbiamo parlato era Alessandro Dalatri, nel film c'era la Bellucci, Burt Young che era l'allenatore, il manager di Rocky, no? Nei film, che poi è venuto a mancare poco tempo fa, purtroppo anche Dalatri lo scorso anno insieme a Burt Young, giovane, ma è mancato anche lui. E c'era Fabrizio Bentivoglio, quindi un cast importante, e niente, mi hanno accettato, e Dalatri mi ha fatto stare a fianco a lui tutte le riprese in tutti i set. Quindi a 13 anni vedi il vero cinema, sei là, ho fatto la comparsa, ho anche recitato, eccetera. Da lì poi ho iniziato, ho dovuto aspettare qualche anno perché diventare un po' quasi maggiorenne, e ho iniziato a lavorare in altre produzioni tipo Le avventure del giovane Indiana Jones, Galileo, Leonardo da Vinci, Love and War, cioè varie produzioni americane grosse, serie, quelle che ora sarebbero le serie Netflix, erano serie che poi andavano nei network, no? Di broadcast, quindi Rai, eccetera. E quindi lì ho toccato con mano il vero cinema, facevo attrezzista, quindi quello che ora poi direbbero assistente di produzione, che fa più figo, runner. Non ho fatto scuole di cinema perché i miei non avevano i soldi di mandarmi a Roma, e non esisteva altre alternative, e allora ho imparato da me, lavorando poi su un'azienda che a Feltre vende materiale per cinema, TV, quindi lì avevo tutto a disposizione. Questo è un po' il percorso, diciamo, che poi implica tante altre fasi in mezzo, però diciamo dal cinema ho preso il cinema per quello, come dicevi tu, alla masterclass, l'esperienza, diciamo, la masterclass è quello, cioè io racconto l'esperienza, non ho letto, ho sentito dire, ho visto dei tutorial, no, li guardo anch'io tutorial continuamente, ma non tendo a insegnare quello che vedo nei tutorial perché se non ho toccato con mano, non ho visto tutto, non mi interessa. Racconto solo esperienza vera. Insomma. Ti faccio una domanda molto bruciapelo. Ne abbiamo parlato indirettamente prima fuori dai microfoni, che è questa. Molto spesso ci capita al giorno d'oggi di parlare con persone che si definiscono regista, scenografo, piuttosto che direttore della fotografia, eccetera. Come mai tu ora ti dai l'appellativo di regista? Cos'è che ti ha portato a metterti sotto Marco Recalchi il termine regista? E difatti questa è una domanda che mi faccio anch'io. Allora, mi è capitato quando ho fatto le prime regie da ragazzo, 18-19 anni, che i giornalisti scrivevano regista, no? E io mi dicevo, ma io non sono, cioè, sì, ho diretto la regia del film, no? Film che andavano già in distribuzione nazionale, però magari ho seguito la produzione, ha coprodotto da me, cioè robe nate in piccolo perché all'epoca era così, i giornalisti che era regista mi sentivo un po' un ladro di appellativi, no?
Poi da là ho iniziato a vedere gente che effettivamente dichiarava regista quando era una prima opera anche molto amatoriale. Ho detto, ma allora non ero io che sbagliavo, cioè sbagliano tutti o è giusto così a sto punto, no? E inizia a pensare, se uno fa un video delle vacanze, le sue vacanze, e lo sta dirigendo, è regista. Allora, forse la differenza tra regista e regista professionista, cioè che viene pagato per farlo. A me piace chiamare regista perché appunto da quell'estate del 90, quando ho preso in mano la telecamera, nel bene e nel male, il regista non vuol dire che sei bravo. Vuol dire che tu ti dedichi a quello, lo fai e sai cosa vuol dire, ecco, perché c'è anche un po' il problema che tanti non sanno. Il giorno d'oggi, quando vado, dicevi insegna a tutte le età, sì, insegno anche tanto nelle scuole, mi chiamano spesso e facciamo chi summer camp estivi ai bambini. Purtroppo tanti credono che il regista sia un esperto di telecamere. Mi chiamano addirittura a riparare telecamere più di una volta. Ma la telecamera non va, che ne so, non sono un elettrotecnico, non lo so, ma c'è quest'idea. Il regista non sa da che parte è girata una telecamera, non serve che lo sappia. C'è il direttore della fotografia, ha l'operatore. Io ho lavorato come DOP, direttore della fotografia, ecco, posso dichiararmi tale perché mi pagano per farlo, quindi in realtà, e anche lì sono sempre appassionato di fotografia da prima della passione del cinema, bambino, facevo foto in pellicola e sviluppavo con mio padre. Però da nessuna parte scrivo DOP, insomma, mi piace tantissimo farlo, mi pagano per farlo, ma non mi dichiaro, cioè una cosa scegliamo, ho scelto regista e va bene quello. Però una volta ho fatto più una volta DOP con una persona che registi, ma magari docenti universitari. Cioè persone molto colte che potevano dirigere il film ma che non sapevano niente di telecamera. Invece ora c'è un po' quest'idea, no? Ho la telecamera, mi piace molto, ho fatto l'ITIS magari, sono un regista. Io ho fatto il liceo classico, non perché volessi fare il classico, ma perché volevo fare il regista. Cioè devo avere delle basi culturali, che poi non sono un appassionato di lettere, di cultura. Mi rendo conto quanto sia importante e quanto studio prima di affrontare un lavoro ci sia dietro e dobbiamo fare. Cioè, mi chiedono anche un documentario. L'ultimo che ho fatto su commissione era forse La via Claudio Augusta. Non sapevo nulla, ho dovuto studiarmi tutti i libri a Claudio Augusta, rivedermi un po' la storia romana di quel periodo là e la cultura di tutto il tragitto, perché va da Altino a Augsburg. Quindi regista è cultura, non è telecamera. Ecco, quello è il problema. Il giorno d'oggi tanti appunto confondono regista, videomaker, filmmaker. No, non c'entra niente. Un videomaker è un videomaker, il regista è tutta un'altra figura. Insomma, poi che uno lo faccia... Certo, succede perché i clienti ci chiedono, io tante volte esco io con la telecamera in mano perché dobbiamo pure campare, no? Lo sappiamo tutti, quindi spesso faccio anche il videomaker, però non mi sento fatto, io credo ci siano ragazzi molto più giovani di me, molto più bravi a fare i videomaker di me. Un evento io non mi sento tanto in grado di farlo, non ho la velocità, la capacità, io ho tutto messo a fuoco manuali, sapete bene che non puoi fare un evento con messa a fuoco manuale e lenti a cinema, io però quelle non mi sento a mio agio. Sì, è un altro settore, è un altro ambito, sì, assolutamente diverso. A me piace perché secondo me in quello che ci hai raccontato hai definito un po' cosa significa per te regista, ma quello che forse è quello che dovremmo aspettarci nel momento in cui chiamiamo un regista o scritturiamo o vogliamo essere registi. Cioè, come dicevi tu prima, ho studiato la storia, ho studiato cosa è successo, come è successo, in modo tale da poter essere la persona che interpreta e dà direttive su come portare in video, in film, quella storia lì, quella sceneggiatura, quello che di cui si vuole parlare. Il regista converte, come dicevi tu, converti con il linguaggio cinematografico un'idea, un libro, perché a volte non lo scrivi a noi la sceneggiatura o l'idea. Questo sì è essere registi il giorno d'oggi. Però mi piace molto questa definizione. Quello che a me piace anche molto di quando chiacchieriamo, parliamo con te e abbiamo visto è il fatto che la passione che tu porti anche nel dire uso tempo, uso mia creatività per portare avanti le idee che ho. Mi carica molto perché ogni volta che riparlo con te hai un'idea diversa, qualcosa su cui stai investendo per te per poter dire io voglio portarlo avanti, è una cosa mia, è la mia creatività, voglio portarlo avanti. Com'è che sei riuscito a tenere questo bilanciamento? È stata una cosa dell'ultimo periodo? Com'è che fai? Allora, intanto la parola si cardina a investire. Anche voi avete investito tanto e continuate a investire, attrezzature, studio, cioè, insomma, non tutti lo fanno. Difatti non capisco quando faccio una parentesi poi ti rispondo. Non capisco quando ti chiamano, vi sta capitando anche voi, per i videoclip musicali, magari un gruppo formato a 5-6 persone
e ti propongono di fargli il videoclip dicendo ma poi girerà, ti vedranno tutti, basta questa storia, io non pago l'affitto con exposure, con la visibilità, ma certo. la pago coi soldi, quindi basta sta storia, visibilità non ti porta a niente, anzi, Se qualcuno paga l'affitto in questo modo ce lo dica, ecco, che ce lo dica vogliamo. che ho tanta visibilità, posso pagare il castello. E Terry al gruppo musicale dice magari ti propongo il videoclip a 3, 4 o 500 euro. Ma scusate, siete in 6, mettete 1.000 euro a testa e 6.000 euro facciamo un bel videoclip, bello, non stupendo perché ci avrebbero 20.000, ma almeno paghiamo un minimo di true, facciamo una roba fatta bene. Non esiste perché hanno paura di investire. E invece io poi magari all'eccesso, però ho investito tanto anche in produzioni che poi magari sono rientrate, ma non mi hanno reso ricco, quindi non è stato un investimento, ma era per la necessità di salvarmi, se no avrei mollato questo lavoro. Come dicevi tu, siamo presi coi clienti, cioè perché alla fine ragazzi di quello si campa tanto col cinema, dopo spieghiamo come si campa nel cinema, perché sì, vabbè, si campa anche col cinema, ma di conseguenza avevo bisogno di una valvola di sfogo, cioè delle volte anche certe idee che vuoi raccontare oppure sei stufo di lavorare per i clienti, dici boh, basta, non faccio più video, cioè chiudo, la chiudo qua. Invece la valvola di sfogo è dire no, magari raccolgo il mio budget, mi produco io il progetto, magari non bene come potrei perché non ho il 1.000.000 euro, i 2 milioni, però lo faccio, mi soddisfa, riesco anche a venderlo, rientro, magari le spese hanno già pagate da sponsor o da altre cose, perché magari vado in America per un lavoro, ormai mi giro anche, mi metto 5-6 giorni in più, mi giro un episodio del format e mi è costato quei 5 giorni in America che sono anche un po' vacanza, perché lo fai volentieri, no? Certo devi avere un operatore, avere un minimo dopo, vabbè. Però anche gestione. Però questo ti salva, sì, quindi gestione. investire soldi non tanto per il lavoro ma per salvare me stesso e fare in modo che il lavoro continui, se no l'avrei già mollato tanto tempo fa, quindi in realtà ci sta, insomma, vista così. Mi piace questa cosa perché ti sto per fare una domanda a cui hai già risposto, è retorica. Quando lavori per te stesso, quindi quando ti impegni su qualcosa in cui credi e lo fai nel budget, nei limiti in cui puoi farlo tu, ti ha mai portato lavoro indirettamente questa cosa? Allora, sì, secca sì, però non calcolato, cioè parti tipo anni fa feci un film che era nato anche quello come l'ultimo un po' per caso, quindi non ho seguito la classica trafila, Ciò che le nuvole non dicono, trovate il trailer in internet, non è in distribuzione su piattaforme in Italia, è solo Inghilterra e Germania su Prime Video, se lo è ancora perché ora non seguo la distribuzione, lo era, e per il distributore italiano ho preferito non andare su piattaforme perché guadagni troppo poco, è meglio fare TV anche private. Abbiamo fatto cinema, home video con San Paolo Editore, quindi è uscito in DVD, e che poi finiti i DVD su Amazon non li hanno rimessi, potevano fare una seconda ristampa visto che hanno finiti, vabbè. E continua a dare, però per esempio quel film mi ha fatto conoscere, quando anche l'abbiamo presentato a altri produttori con cui poi ho iniziato a lavorare, mi ha fatto conoscere altre persone, dei clienti, quindi in realtà sì, perché ti dà visibilità all'exposure, un altro tipo di visibilità ovviamente, e soprattutto ti permette di avere poi la credibilità per attingere a finanziamenti, fondi, quindi certi lavori, se ti fanno fare uno step in più e sono fatti bene, assolutamente sì, poi ti porta lavoro. Non ne hai la certezza matematica ovviamente, quindi sì, bisogna vedere se rischiare. Un consiglio, siccome ho diretto i Gold Movie Awards per 5 anni a Londra e vedevamo circa 2000 film all'anno che arrivano da tutto il mondo, cortometraggi, film, eccetera, quindi ho una visione delle produzioni indipendenti di tutto il mondo, e dall'Italia non c'è mai arrivato qualcosa di valido. Non vi è mai arrivato? Ultimamente anche dall'Inghilterra malissimo, perché tutti sentono probabilmente l'Inghilterra è una schifezza. Le cose migliori erano Est Europa, più ponderate, più la Polonia, bellissime cose, l'Armenia anche, e soprattutto l'Asia. America così, schifezze. In genere, in Italia quasi tutto, però veramente cose belle quasi mai. Che è strano perché noi dovremmo avere una cultura del cinema. Non abbiamo del l'industria. Al di là di quello che dicono tanti, non c'è l'industria del cinema. Tanti dicono, ma come no? L'industria vuol dire che io produco un film, guadagno così tanto, che con quei soldi produco un altro film, guadagno così tanto. E no, in Italia si va solo a finanziamento pubblico, ma ne parliamo dopo. Qui non c'è un'industria, insomma. Ma soprattutto le cose trite o troppo ponderate, cioè in maniera quei corti. Allora, il ragazzo che finisce il DAMS ha studiato tanta critica, tanta storia del cinema, si sente quindi tutto carico di elementi storici, culturali, e decide di fare il corto che attinge da questo, ma con lo stile di quell'altro, e che richiamo al libro di Caio, quelle schifezze, che l'Emmy Shot di robe,
tu vedi la realtà con i tuoi occhi, la prendi con i tuoi occhi, basta copiare il genere, quello, perché studi quelle cose e quindi poi vuoi rappresentarle e vengono fuori quelle accozzaglie di stili, robe che poi dichiarano sperimentali ma sono solo brutte e incapibili. Mi piace questa sincerità. Semplicemente, guarda, anche a me è capitato di fare lavori che poi magari credo interessanti, però mai sperimentali, storie normali. Poi guardo, appunto, lavorando ai Gold Movie Award, guardando film, dicevo, cavolo, io ho fatto dei corti che erano triti, cioè cose che hanno raccontato già 1000 volte 1000 altre persone, quindi anche lì cerchiamo di capire se dobbiamo investire soldi in un corto, ma l'ha già raccontato qualcuno, veramente vale la pena? A un pubblico di massa piacerà? Allora il mio consiglio è guardatevi i corti che vincono gli Oscar. A differenza dei film, che è più una questione commerciale, vince Barbie, cioè dimmi tu, va bene, vince, insomma, ha vinto Oppenheimer, però anche quello era estremamente commerciale, non vince mai il film completamente indipendente, che non ha effettivamente investimenti importanti. Nei corti invece sì. Noi un anno abbiamo fatto vincere ai Gold Movie Awards The Silent Child, che poi 3 mesi dopo vinse l'Oscar. Quindi su 2000 film ricevuti, miglior in assoluto ha vinto The Silent Child, poi ha vinto l'Oscar. Ci abbiamo visto bene. E era fatto con telecamerine normali, attori non conosciuti, però ha gestita benissimo la storia, ben raccontata, era una storia nuova, mai vista. Skin, anche quello vinse da noi, ha vinto l'Oscar, è una storia stupenda. Parla di razzismo ma sotto una chiave diversa, una storia completamente nuova, lo meritava. Quindi prima di affrontare certi lavori, investire, se vogliamo, perché tanti magari investono sui corti, ma pensiamoci 10 volte, cioè guardiamo quelli che vincono, poi diciamo ma il mio è a quei livelli là, no ma un po' sotto, va bene, mando altri festival, non vincerò l'Oscar, ma oppure dici porco cane, no, sono veramente migliaia di chilometri, lascia perdere. Certo, sì, no, certo, quello è il certo. problema di tanti, no? Che non, tante schifezze, poi ora sono miliardi di festival. Se volete facciamo una parentesi sui festival, però prima... No, io vorrei entrare in un altro argomento. Tu hai parlato fino adesso di pensate alla storia, pensate hanno usato magari una telecamerina, hai detto ma la storia era incredibile. Quindi la domanda che ti faccio, noi nel mondo video abbiamo un fetish, che è quello di compro l'ultima videocamera, compro la luce, mi riempio l'armadio, le scansie di materiale E non basta mai. Non basta mai, ti sembra sempre di non avere mai l'ultimo modello che ti serve perché ha quella cosa nuova. È veramente così? Cioè serve veramente questa cosa? Allora io in realtà mi sono fatto prendere anch'io a sta roba, poi lo sai bene. A un certo punto anch'io mi ero fatto prendere fin da ragazzino da sta cosa qua. Un bel giorno, guardando film anni 90, mi sono reso conto che io avevo la cinepresa, avevo l'Arri 35, la BL 35, quindi cinepresa 35 mm, ma fino al 2012, poi l'ho venduta, ahimè, ho fatto la più grande cretinata. Beh, in quegli anni parea che basta pellicola, ora averla avrei un valore in mano. Comunque, e là mi sono reso conto che i più grandi film, quelli che piacevano di più a me, di una volta, era Camera su cavalletto, carrello 2 o 3 volte, perché comunque è un costo muoverlo, più che altro, soprattutto all'epoca, e basta. Su una pellicola 35 mm che sappiamo è la S35, Super 35, sensore super, e basta. Noi parliamo tanto di color correction pensando al color grading, no? In realtà all'epoca si faceva color correction per bilanciare le scene, basta. Quindi non aveva, guardate Shining, non c'è la color correction che puoi vedere in Joker, quelle super grading, ultra esasperati, fotografia è molto basilare, no? E sono dei capolavori. Allora da là ho iniziato a fare qualche passo indietro anch'io. Poi anche a me piace molto la fotografia, mi piace molto il grading, in realtà no, io faccio in scena i colori, tendo ad aver quello, poi aggiusti, ma anche il film che sto facendo ora è così. Dobbiamo tornare un po' indietro, secondo me, è là il problema. Io ho visto cortometraggi di gente che magari aveva 3-4 mila euro e noleggiava l'Arri Alexa 1.000 euro a giorno. Con quei 4.000 poteva comprarsi un fonico perché l'audio era terribile, poteva comprarsi magari un attore più capace che ti gestisce tutto il film, magari perché sei un corto, te lo svolta proprio, te lo svolta completamente, cioè attore e storia, basta. Beh, non dico farlo con telefonino perché le lenti in telefonino, focale, cioè diaframma fisso, focale unica, no, però una qualsiasi telecamerina, una Pocket, dai, andiamo, parlavamo prima, sì, la Blackmagic Pocket, fantastica, favolosa, non costa niente. Addirittura la 4 puoi prenderti, o addirittura la prima Blackmagic Cina che era 2.5K, bastano, avanzano, ma devi avere il grande attore e la storia stupenda, saperla poi raccontare col giusto ritmo, perché là il problema è in regia, no? A volte storie con l'overwriting, quindi una cosa ripetuta 20.000 volte, o non spiegata, che finisce, ogni volta in giuria ci guardavamo, tu hai capito? No. Torniamo indietro, riguardavamo, cioè se devo riguardare 8 volte e non ho capito, qualcosa non torna. Sì.
ho citato a te prima, Microfoni Spenti, The Blair Witch Project, ha svoltato il mondo del cinema, è fatto in Super 8, in VHS, e tuttora incassano soldi con quel film là, quindi per me il consiglio, basta con queste storie. Poi io la maschera, sai quanto insisto sui sensori, su capirli, eccetera. Che è corretto, che è super corretto. Ci sta, però occhio a non pensare che il sensore sia il nostro obiettivo, insomma, ecco, obiettivo. Sì. Vabbè. L'interesse vero è quello che è tenere lo spettatore incollato allo schermo, che è una cosa che paradossalmente nel tempo si è persa. L'attrezzatura è diventata sempre più accessibile. Anche con i finanziamenti che ci sono adesso, una volta al 70% finanziano, quindi insomma ce la facciamo, sì. Esatto. Io quando ho iniziato lenti a Cina, robe o le noleggiavi e basta. Poi le uniche low budget a 5.000 euro l'una, te ne servono 3 per fare il kit normale, insomma a 15.000 euro per avere le Canon base. Adesso ragazzi trovi le lenti mostruose, prima vi parlavo della 7 Artisan che sono rimasto scioccato, 70 euro le lente, una roba bellissima. Poi a me piace certe aberrazioni, la lente scolastica non mi piace, ecco, quello per fare video aziendali sì, ma non per far cinema. Certo. Panavision, no? Che si affittano e basta, e fa Panavision. Una delle più famose Panavision anamorfica è semplicemente la Canon 50 mm 1.7, quella fotografica classica che hanno tolto aperta, rehousing, quindi hanno rimesso i vetri dentro un corpo macchina professionale e messo un anamorfico frontale. E è venuta fuori questa, ma è quella, è la Canon 50 che uso tanto, mi è sempre piaciuta, non sapevo che... E parliamo di una lente che non ti vendono neanche, ti noleggiano a prezzi folli, però questo è alla fine. Dobbiamo fare un passo indietro, secondo me, perché il giorno d'oggi è accessibile la tecnologia, se non fosse non staremo qua a parlarne. Assolutamente. E io mi piace vedere questa cosa dei social, perché molto spesso, anche quando nel nostro caso i clienti ci chiedono, a volte viene richiesta più no, ma hai la videocamera di qualità, questo, quell'altro, quanto non si pensa a essere creativi, non si pensa alla storia, non si pensa a chiedersi ma come posso interessare chi sta vedendo il video? Oppure chi è che devo interessare nel mondo del video? Quindi tutte queste domande che diventano molto più spesso, ma tu che camera hai? Ma che lente usi? Ma fa il 4K? Fa il Full HD? La verità è, e se facessimo un bel video creativo? Infatti. Ci dessimo l'obiettivo di farlo con il cellulare e dicessimo però dobbiamo spaccare dal punto di vista di storia, di attenzione, di trovare quell'elemento inaspettato, no? Anche l'editing non quello diverso, classico solito che va di moda in quel momento, ma fare l'editing perfetto per la storia, perché anche lì c'è stato, vi ricordate il momento, la moda dei time lapse, poi è diventato hyperlapse, che è sempre il time lapse in movimento. Quando tu ci hai mostrato Skin per me è stato mi ha aperto la testa, perché è un cortometraggio, quanti sono 10 minuti, sì, penso arrivi alla fine che il cuore non te l'aspetti, cioè, ma per come è recitato è stupendo, bravissimi, è stupendo, quindi è perfetto. Com'è che inizi a creare una storia, Marco? O ti trova l'idea? È bravo, infatti mi trova, in genere è così, è proprio un flash, qualcosa che dici porco cane, questa cosa è da raccontare, e cerco di metterla da parte in un cassetto, perché io sono appunto sopraffatto da troppe idee, sono molto dinamico, ho una vita estremamente complessa anche a livello proprio di passioni, di impegni, quindi facendo tantissime esperienze, io ho sempre detto una settimana mia a volte corrisponde all'anno di una persona tendenzialmente sedentaria, che ha una vita abbastanza classica. Questo però fa sì che appunto una storia invecchi in fretta, quindi delle volte la lascio lì, se poi mi ritorna e allora cerchi di scriverla. Poche volte sono arrivato però poi a produrre, perché sapete, produrre implica... Il film che sto facendo ora, Sabbie e nuvole, per esempio, è nato molto per caso e siamo riusciti a metterlo in piedi, però è nato come documentario. Poi, siccome avevo la masterclass di cinema, ho detto facciamo dei set, allora con la masterclass facciamo set veri, ci andiamo a fare cose non finte, che sia un piccolo corto, che sia, ma deve essere vero, non simulazioni, perché non ha senso. Nelle simulazioni tutto va bene, nel momento in cui costruisci qualcosa di vero emergono i problemi, e è lì che si impara, no? Di conseguenza ho detto vabbè, facciamo 2 o 3 set, allora facciamo così un po' di trama per lanciare il documentario, che era un documentario di viaggio in America, no? Sto ragazzo Lorenzo fa sto viaggio in America e la racconta un po', no? Con gli occhi però veri, cioè la vera America, no? Quella fatta anche tipo Los Angeles è terrificante, piena di homeless, non le stelle di Hollywood. Vuole raggiungere Las Vegas e fare sto viaggio. Poi abbiamo detto, vabbè, mettiamo un po' di trama, no? Parliamo di sto youtuber, che è un po' le cose gli van storte, anche con gli amici, con l'amorosa, E un giorno si butta nella vasca da bagno per isolarsi, no? Vai sott'acqua, ce la fa più a respirare, emerge, si trova in mezzo all'oceano, nelle onde, a stento arriva alla riva, scusate, a nuoto, perché comunque è lì a 100 metri, è sotto shock ovviamente, tossisce eccetera, e scopre di essere a Malibu. E comincia questo viaggio. Avevamo deciso
Quindi all'improvviso di metterci dentro un po' di fiction. Arrivati lì abbiamo girato la parte documentaristica e 3 scene di fiction perché ho un appoggio a Las Vegas, ho amici e un appoggio produttivo. Tornati in qua montando tutto, essendo purtroppo il film partito con la fiction, quando partiva la parte documentario dice no, non mi sta più bene, cioè io pubblico voglio continuare. E abbiamo deciso di convertirlo in fiction, quindi una cosa un po' sbagliata, ma non è l'idea della mia vita, è nato l'altro anno e l'ho prodotto l'altro anno. Se avessi aspettato, probabilmente quest'idea l'avrei lasciata nel cassetto, no? Come tante altre più impegnative o perché poi... Quindi è un po' così, cioè delle volte hai lo spunto, ti dico, sto scrivendo un film perché avrei trovato anche la produzione in realtà, che però è austriaca e insomma vorrei produrmelo io, insomma. Che me lo producano altri non mi piace. Sei un po' geloso di questa cosa. Sì, perché poi hai troppi limiti, no? Il produttore inizia a dire, il produttore sono io, i soldi metto io, quindi... E a me non va bene, anche perché non c'è un fattore economico, più delle volte quando ti producono altri ti pagano veramente poco. Se ti danno magari come regista 30.000 euro per un film, perché dico vabbè famoso, non sei comunque famoso, ringrazia Dio che te lo produco. Con 30.000 ci lavori 3 anni, spiegami te come ci campi. Cioè, ho capito che non fai solo quello nei 3 anni, per carità, ma almeno le 6 settimane di ripresa sì, i 5 mesi di editing sì, con quei soldi non campi, quindi se non sei i 2-3 registi ultra famosi e pagati, il resto non è che sia come la gente crede. Va bene per il giovane, opera prima, però le storie appunto è un problema con una storia in mente, perché poi vorrei farla. Tante le ho prodotte, però non tutte, insomma, anzi... Adesso raccontaci un pochino come mai l'hai vissuta, la differenza di una produzione italiana e una produzione all'estero, e so che tu hai visto la parte inglese e la parte americana. Sì, è completamente diversa, come dicevo prima, industria e non industria. Allora, in Italia, ma parliamo di Europa, attenzione, io tengo sempre a dire in Italia così, ma anche in Austria, anche in Germania, anche in Francia, si vive di finanziamento pubblico, quindi fondi europei, Film Commission, che sono quelle regionali, locali, che è dove filmi, e quelle governative, insomma, ministeriali. Poi ci sono product placement privati, che però è poca roba, e manca completamente quello che mette la ditta. Cioè, tu ci metti il tuo lavoro, ci metti i soldi, e questo è il problema. Quindi raccogli 1 milione di euro, il produttore si tiene il 10%, quindi 100.000 vanno in tasca al produttore, comunque ci lavora 3 anni, a volte anche di più, quindi anche lì non sono cifre folli. Il film viene fatto, basta, nessuno interessa a distribuirlo a tal punto, a volte fai 2-3 cinema perché hai fatto la distribuzione, ho visto documentari da 100.000 euro così che ha fatto qualche piccola sala parrocchiale, robe del genere, e dici ma possibile? Quindi la volta dopo ricercherai finanza e vai avanti così. In America, in Inghilterra no, vai tutto con i financiers, quindi tu hai finanziatori privati, indiani, cinesi, arabi, che sono aziende che investono nel cinema. L'idea gli piace, sono convinti, è tutto impacchettato bene, attori, distribuzione certa, che ti garantisce certo incasso, che ti garantisce andremo qui, andremo lì, prevendite, e allora ti mettono i soldi e il giorno dopo si inizia. Non come da noi che va avanti 3-4 anni, perché faccio la domanda alla Film Commission locale o alla coproduzione austriaca, restiamo... io ho preso la Film Commission, allora io chiedo i soldi all'altro e passa altri 6-7 mesi. Ho preso una ci manca ancora questa allora chiediamo i fondi europei, aspetta, altri... minchia. Cioè vai avanti veramente anni. Sì, è tutto a rilento, certo. Tanto a rilento, non c'è l'industria. Invece in America mi piace l'idea che i soldi domani si inizia, di essere pronto a partire. In Inghilterra è uguale. Quindi diciamo, lì però poi tu hai i soldi, casa di produzione, magari trovo i miei budget per produrmi il film, però poi il film va in distribuzione, ho i budget per produrne un altro, o insieme anche a dei finanziatori, perché poi là comunque tutto si naviga, non lo fai più con 1 milione di euro, Lo budget è 10, 15, 20 milioni di euro, è lo budget, anche 40 è lo budget. I film di budget sono 300 milioni, insomma sappiamo. È proprio un altro modo, un'altra mentalità, ma anche un altro obiettivo. È industria, sì. Poi, lì vogliono fare soldi, vogliono fare industria. Noi, per uno dice, no, va bene, in Italia i film funzionano, vedi Zalone, è perché sono quelli che conosci, perché sono quelli che hanno avuto successo, che escono, e sono quelli comici, dove comunque Medusa produce, distribuisce, ha interesse a fare soldi. Certo, attinge comunque alle Film Commission, ma sono rari casi. Guarda quanti film vengono prodotti tra corti e film in Italia ogni anno. Magari arriviamo a 1.000 film, ma quanti ne conosci che hanno avuto successo e rientrano delle spese? Perché poi anche lì uno dice, ma come, io ho guardato quel film, è costato 1 milione e ne ha incassati 2, quindi incassati 2, ho capito io, ma non vanno tutti al produttore, ci sono le sale cinematografiche, c'è una filiera, al produttore torna indietro 500.000 euro, perché se pensate, il biglietto al cinema, metà resta al cinema, metà continua il suo tragitto e c'è la distribuzione. Certo. Quindi anche lì bisogna vedere, devi incassare tanto perché abbia successo. Calcolate che in America un film che incassa 500-600 milioni e ne ha spesi comunque 100 non è dichiarato un flop, perché non hai
sì, non vale la pena lavorare per quell'incasso. È come io costruisco delle case, le rivendo, la casa mi è costata 100, la rivendo a 105. No, non lo faresti mai. O la vendi a 300, non lo fai. E il cinema è uguale, cioè sbagliamo. Poi in Italia troppo appunto robe troppo sofisticate, troppo di nicchia. Non fai industria con le cose di nicchia. Va bene, ogni tanto magari farle, ma non solo quelle. Non è che questa differenza anche di industria sia dovuta alla lingua e quindi al bacino molto minore di utenze? Sì, perché noi non produciamo in inglese. No, perché comunque altri paesi non producono in inglese. Eppure, guarda un esempio per tutti, no? Tutti dicono, porco, non mi ricordo mai il titolo di quel film, quello mettono i telefonini sul tavolo. La regia conferma che Perfetti Sconosciuti. Quel film tutti dicono, no, quello è stato un successo. Ma ragazzi, è stata acquistata la sceneggiatura da non so quanti paesi, in 40 paesi. Non hanno comprato il film, hanno comprato la sceneggiatura per rigirarselo. Quindi non è un successo per lo sceneggiatore, ma non per il film. È stata acquistata l'idea, paradossalmente. Infatti è stato rigirato in altri paesi. È stato rigirato, neanche sì, doppiato? No, rigirato proprio, se sono rigirato. Non gli piaceva probabilmente lo stile, gli attori erano sconosciuti per loro, perché non erano attori famosi all'estero. Però il film francese da noi arriva, la commedia francese, doppiata. Quindi qualcosa non torna. Capisco. Il nostro stile... non ci sappiamo vendere, sicuramente la lingua fa il suo gioco, quindi se noi producessimo in inglese avremo il film che sto facendo ora in inglese, per esempio, delle parti sono in italiano, perché quando due italiani si parlano ho voluto lasciarlo in italiano. Quando vai in America è tutto il voice over in inglese, tutta la parte in radio, perché è tutto un racconto all'interno di una trasmissione radiofonica, è in inglese, quindi ho preso l'attore inglese, purtroppo non americano, quindi un po' più, però lui parlava molto chiaro, perché sennò l'inglese piace un po' meno, perché non è che in Giappone lo capiscono perfettamente come l'americano, è molto più chiaro. Però bisogna far così. Allora io così ho un 70% di distribuzione in più. In italiano con i sottotitoli no. Gli inglesi sono abituati a vederlo in inglese, non stanno alla legge dei sottotitoli. Certo, quando arriva una cosa straniera di un certo livello vogliono vederla. Di super livello viene doppiato. Però solo le cose di super livello. Se noi doppiamo una cosa di scarso livello è un po' ridicolo per loro. Mentre noi siamo abituati a doppiare tutto, di norma no. Il filmetto così non verrebbe doppiato, anche perché sono abituati sì, in un altro modo. Sì. È molto interessante quello che mi stai dicendo, non ci avevo mai pensato. È molto interessante che Perfetti Sconosciuti effettivamente sia stato comprato il format. Sì. La sceneggiatura, quindi ottimo successo per lo sceneggiatore, perché l'idea era geniale, scritta probabilmente molto bene, ripeto non l'ho visto quindi non vai che però non ci comprano il film, siamo sempre là. Che paradossalmente il cinema italiano ha tante potenzialità, anche perché abbiamo dei doppiatori incredibili, abbiamo una storia fantastica. Esatto. Poi in realtà noi crediamo sia tanto nota all'estero, però io a Londra con produttori, gente che sa tutto di cinema, non è che il cinema italiano sapessero tantissimo. Poi quindi forse ce la suoniamo e ce la raccontiamo anche un pochino. Sì. Riconosciuti a livello mondiale, tipo Fellini, così, ma basta, insomma, non è che abbiamo sta cosa. Per esempio Benigni per noi è famosissimo e tutto. Chi ha certi vertici conosce, però quando parlavo a Londra i Benigni, sì o no, avevano un'idea, La vita è bella, è uscito, basta. Dopo con Pinocchio è stato un mega flop, perché Pinocchio è interpretato da un cinquantenne, cioè da Benigni, quindi non è che avevano fatto una bella figura. Però noi siamo un po' così legati, tutto quello che si fa in Italia è stupendo. Quando io mi presentavo a Londra come regista italiano, cioè un po' come per noi magari il cinema rumeno, bulgaro, cioè non è che proprio a Londra abbiamo sta bella figura del cinema italiano, Interessante anche questa cosa. Sì, brutta, perché mentre siamo famosi nell'artigianato, quello sì, il cibo, l'artigianato, ma no il cinema, insomma, industria cinematografica non è. Cos'è che ti ha portato all'estero? Cos'è che ti ha portato ad andare in Inghilterra piuttosto che in America? In realtà in Inghilterra è stato un po' un caso, nel senso che io ho sempre odiato l'Inghilterra, Londra. Poi io avevo conosciuto per un film che feci degli attori inglesi, ero stato a Londra a girare, ho incontrato un attore, abbiamo parlato di progetti vari, mi ha detto che aveva un progetto, voleva coinvolgere, eccetera. Quindi da lì pian pianino non è la questione come tutti, quando dico con la società a Londra, tutti, per non pagare le tasse. No, perché qua ne ho altre due società, io vivo in Italia, pago le tasse in Italia, anzi, casomai degli avanzi che dall'Inghilterra riporto in qua devo pure ripagarcele, le paghi lì, le paghi qui, quindi no, non è un'esterovestizione. Perché da qui la società ce l'ho. Quella di Londra era per essere più snello nel produrre, perché in Italia sapete bene fatturazioni, casini, a Londra non è così. Basta fare una dichiarazione molto semplice, scarichi tutto alle tasse, quindi è tutto molto più easy, ogni viaggio lo scarichi, basta avere uno scontrino, serve, quindi è molto più easy. E soprattutto lì potevo, con la società inglese, dico potevo perché la storia Brexit mi ha un po'... Prima il Covid, non sono potuto andare su... Poi la Brexit, ora ho rispostato un po' tutti gli affari qua, vedremo se con Londra, ma non mi è piaciuto molto, se devo essere onesto, perché non sono proprio onestissimi là.
perché le grandi società sanno che andare a processo, loro fanno un contratto, da noi una stretta in mano, tendi a rispettarla. Lì perfino il contratto scritto, poi non ti pagano, bring me to the court, cioè denuncia, portami alla corte, no? Sanno bene che ti costa di più di quei 2000 sterline, allora lasci perdere. Lì c'è anche un forte clientelismo, ma non se ne può parlare, non esiste. Mentre qua lo diciamo, c'è un po' così. Poi questa è stata la mia esperienza. Però ti dico, è stato un po' un caso in realtà, non perché volessi, cioè non volevo creare qualcosa di duraturo, era più così per vedere, devo produrre dei format, delle cose, le ho fatte, poi sono entrata a Brexit che ha stroncato perché in realtà stava andando anche bene, su con Londra ho parecchi progetti eccetera, anche dei film grossi, anche se lì li ha continuato a seguire il mio socio, io non volevo avere a che fare, quando inizio a parlare di troppi milioni di euro a me non piace più, mi piace molto l'artigianato, dove io posso seguire un po' tutto. Quando tu segui solo una piccola parte o addirittura sei produttore e non segui proprio niente, mi interessa, cioè, va a fare l'immobiliarista se proprio magari guadagni anche molto di più. Certo. Sì, no, non è quello. Però non è stata un'esperienza, ora ho più legami verso Los Angeles e Las Vegas, anche per dei progetti nuovi. Vedremo, perché in realtà io sto bene in Italia, sto bene a Feltre, non ho la necessità di farmi una green card o sì, non mi interessa, anche perché ragazzi ho quasi 50 anni, cioè lo fai magari a 20, 23 anni, non a 50. Per la tua esperienza, tu che ne hai fatti, mi viene da dire, qual è l'iter di una produzione? E come hai visto la differenza di questo iter in Italia e all'estero, effettivamente? Raccontaci un po' quello che è tutto il percorso. Allora, in genere, partiamo all'estero, che è un po' più... Quando tu devi trovare l'ottima sceneggiatura, che può essere un libro e comprarne i diritti, acquisire, quindi fare un option, come si chiama, su un libro famoso, e allora già parti molto bene. Perché col libro famoso e l'option pagata, non pagata, dipende che accordo fai con chi l'ha scritto o la famiglia degli eredi, perché è più facile magari. Da lì ti muovi cercando dei produttori, se non sei già tu, che dici, io come produttore ci metto l'option, questa è la mia parte, no? I produttori li trovi dove? Tra amicizie o ai mercati. Devi accedere a un mercato, come a Trieste c'è uno molto importante, ce ne sono vari anche a Londra, e lì puoi fare gli incontri con broadcast, quindi tu potresti addirittura avere già direttamente la produzione con un broadcast, che è la cosa migliore in realtà, però bisogna vedersi, non va al cinema insomma, a meno che non convinci o Netflix o Prime, tipo io agganci con Netflix o Discovery o Rai, questi sono i tre con cui c'è. Però poche volte, ora forse è un'idea che proporrò Netflix, ma ci sto ancora ragionando, non devi proporre un'idea che non va bene. Devi proporla e dire secondo me è perfetta per loro, perché è quello che cercano ora, non che cercavano, non che hanno fatto, ma che stanno cercando attuale, ora, perché sì. Hai parlato con loro. So che è perfetta, so che è tutto perfetto. Questo secondo me è per loro, ma forse più non Italia che estero, perché si intitola Post Mortem, quindi è un bellissimo documentario su chi lavora su di noi dopo. Ci sono tante figure dall'imbalsamatore e pochi le conoscono e è un tabù in Italia. Dire morte in Italia è sfiga, non parliamo di ste robe. Invece dobbiamo parlarne, dobbiamo capirle, anzi. Quindi è un bel documentario molto delicato, però di forte impatto, insomma, ecco. Quello, ad esempio, sarebbe l'unica cosa che ora come ora proporrei, ma non so se lo proporrò. Adesso devo ragionarci, ora è quasi pronto, sto impacchettando, mi manca solo 2 o 3 cose e vedremo. Ho più idee di produrmelo io e venderlo. Quindi, diciamo, questa può essere una via. Un'altra via è cercarsi coproduttori, quindi che mettono la loro fetta per andare in produzione, però per arrivare a questo avere già possibilmente una distribuzione e per averla devi avere o un regista di un certo livello o il libro famoso, la storia famosa, quindi non il regista ma la storia, o gli attori famosi. Quindi per avere un attore famoso devi avere una buona storia e un buon regista, perché non contatti la gente o il contatto diretto perché l'hai conosciuto, perché ci hai lavorato. Un attore può rovinarsi la sua carriera col tuo film. Non è così facile, tutti, ma gli chiedo cosa, Tizio Caio, sempre nomi altisonanti, vabbè, provaci, vediamo se si gioca la carriera per il tuo film, no? Perché il rischio è quello, non è solo la questione ti pago o non ti pago. Cosa intendi tu per buona distribuzione? Non solo il nome del distributore, ma che il distributore, perché 01, Universal per esempio, 01, è quella della Rai, però 01 anche lì prende e poi magari mette nel cassetto, quindi non è un bel distributore famoso, ma magari non ti garantisce una buona distribuzione. Buona distribuzione vuol dire ti garantisce tot schermi, ti garantisce magari già l'acquisizione di diritti TV, e in quel caso 01 va bene perché sai che vai in Rai, niente, ti garantisce comunque un guadagno garantito, cioè dice io ti garantisco questo guadagno, allora è già una buona distribuzione, perché il produttore dice ok, investo 1 milione, il guadagno garantito almeno è 2, sì.
A prescindere che non vada è bene tanto o il male, nome, esatto. perché ho visto gente anche che ho conosciuto a Londra, il film, ci ha preso la Universal, non lo vedi da nessuna parte, l'ha preso per accantonarlo lì, perché a volte vogliono anche togliersi dalle scatole certe cose o le buttano in VOD. Quindi ti trovi in video on demand, perciò tanti distributori prendono lavori, anche i miei, certi lavori che ho fatto un po' così, mi sono costati niente, li butto in VOD, mi va bene, perché però succede che il distributore ne prende 2.000-3.000, li butta in VOD, si prende sti 8 centesimi ogni ora di visualizzazione e a te magari ne dà 4. Cioè per te quanto devi fare per entrare di 30-40 mila euro? Ma per lui va bene perché non ha pagato nulla e se n'è preso, in quel caso non viene più chiamato distributore ma aggregator. Perché tende a non so perché sinceramente questo nome, comunque non è che stia veramente distribuendo, si limita a prendere film e a buttarli su piattaforme e a farne guadagno così, non fa il distributore da investirci soldi in pubblicità, nei social. Quindi il distributore è quell'ente, quella entità che effettivamente spinge il Ci film, crede e crede al investe. film, all'idea, film, video, quello che è, verso l'esterno, quindi pubblicità, advertising. Infatti tante volte quando dicono il film è appunto costato 600 milioni di euro esclusa pubblicità, che è la distribuzione, perché non sempre nel budget del film. A volte sì, a volte no, e allora dicono è stato un flop perché il film ha incassato 1 miliardo, è costato 500 e ne ha spesi altri 300. Avete presente quando vedi banner giganteschi a New York, negli aeroporti? Immaginate in tutto il mondo cosa investe, ma hai 300-400 milioni, magari pari alla produzione del film, il distributore. Quindi per quello a volte viene dichiarato un flop, perché comunque pubblicità a parte è importante. Nei film minori il distributore non investe proprio niente. Si tiene metà del guadagno, contatta i cinema, anche nel mio film, ti obbliga ad andarci, addirittura a volte ufficio stampa te lo paghi tu, perché non può rischiare. Certo. Che garanzia c'ha con un regista che non è famoso? Sì, e una storia che non è famosa, attori non sono famosi, quindi poi The Blair nessuno era famoso, tornando, sono tanti film che poi in realtà con nessuno famoso hanno avuto successo, ma parliamo di situazioni estreme. In America quindi questo è un po' il gioco, no? Però non esiste una via unica, un modo unico. Io ho visto, ad esempio, storie quando vado agli incontri tra produttori che parlano sempre di varie storie, ho visto gente, anche un produttore, che diceva ci è piaciuta l'idea di quel regista, un mercato, ho incontrato, per un documentario, ci è piaciuta tanto e abbiamo iniziato a girare vari mercati in cerca di coproduttore. Abbiamo trovato un coproduttore che metteva 20.000, ma direi a 100. Allora abbiamo chiesto i finanziamenti, abbiamo chiesto a Rai, ce l'ha scartato. Abbiamo chiesto i finanziamenti europei e abbiamo preso altri 20.000 e fa 40. Cioè, questi qua mi ricordo che hanno girato mezzo mondo e alla fine hanno trovato i 100.000, l'hanno prodotto però non avevano ancora la distribuzione. Cioè, dentro me ho detto, ma ne vale la pena? Quindi da là anche mi sono reso conto che a me non piace produrre. Tanti hanno sta passione, no? Ma deve girare il mondo per raccogliere una goccia di qua, una goccia di là. Poi una goccia magari nel frattempo è evaporata, perché tu hai 20.000, in 3 anni non hai perso il finanziamento e devi... Questo è il mondo dei finanziamenti, quindi a contributi che vanno a chiudere tasselli. Quindi tu eri a 100.000, 20.000 dall'Europa, 40.000 da Film Commission, perché calcolate, tipo a Film Commission ti dà il 50%, tu devi garantire l'altro 50% con altri finanziamenti, non ti dà il 100%, quindi non è che presa la Film Commission sei a posto, hai trovato 50, devi trovare l'altro 50 che magari non lo trovi, o magari sì, però... Quindi il tuo gioco è un gioco di PR, di relazioni, di trovare, sì. di raccogliere di qua e di là tutti i vari Allora, diciamo, in Inghilterra, borselli. Londra è soprattutto di PR, pubbliche relazioni. In Italia no, è commercialista. Si tratta di fare budget, fare progetti scritti, caricarli sulle piattaforme del bando e vincerlo, fare rendicontazione che deve essere precisa, con le percentuali precise. Quindi calcolando tax credit era 20% su queste spese, quell'altro, il Film Commission ti dà il 50% delle spese compiute in Veneto, ma solo per questo tipo di spese, non per esempio carburanti. Cioè, devi fare dei conti. E difatti l'altro giorno parlavo con un produttore, un mio amico che è un commercialista, gli ho detto tu puoi farlo bene perché alla fine è quello il lavoro. Sei un commercialista, per quello a me non piace produrre. Conti. Io potevo dirti, quando mi hai chiesto cosa dico, regista, potevo dirti produttore perché fa più figo, perché ho la casa di produzione e produco, ma non mi piace proprio, cioè è una cosa che mi fa... Ho vinto bandi, io ho prodotto con bandi pubblici, ma poi tutta la rendicontazione mi è costata talmente tanto, a livello proprio di stress, di carte, poi ho perso fatture, non puoi più rimettere dentro, rischi di andare sotto, perché se scendi sotto il minimo non ti prendi più niente. Quindi a me non piace perché non c'è nulla di creativo. Se ci provi a mettere della creatività perdi il bando. Devi rispettare quello che è scritto lì alla lettera, quindi non... Troppo questo è restrittiva produrre. come Quindi diciamo, cosa. le strade sono
Quella americana, come dicevo prima, dove trovi finanziatori, dove devi garantire. Oppure quella pubblica che è fatta così, di bandi che vanno a chiudere tasselli, finanziamenti. Può essere, esempio, ora per Post Mortem ho partecipato anche a un bando di un festival in Marocco, senza grande interesse, ho mandato, però metti, se lo vinci, ma sei film, sei documentari, anche lì devi vedere se è documentario, se è fiction, se è future, se non lo è, se serve produttore separato al regista, e quasi tutti lo vogliono, io tendenzialmente voglio produrre la mia opera, non quella degli altri. Quindi ho questo gap che è importante, perché vogliono il produttore sia una figura, il regista sia un'altra. Se è la stessa figura non piace. A me farmi produrre da altri non mi piace, sembra chiedere la carità. E produrre per altri non mi piace perché magari poi non mi piace come lavora il regista io. Quindi ho un po' questo difettuccio. Per esempio là, se vinco, ci danno tipo 6.000 euro che mi serviranno solo per sviluppare bene la sceneggiatura, non è che ci puoi produrre il documentario. Uno sviluppo di sceneggiatura di un feature film sono 60.000, per un documentario con i 6.000 posso fare un po' di sopralluoghi, uno e mezzo, perché sono tutti all'estero, quindi in realtà quando vai stai un po' di giorni, aereo e vai, tutto, torna, trasferta, certo. Però questo è il mondo produttivo, cioè fatto tutte queste cose qua. Da noi purtroppo anche tanta gente, anche giovane, non lo sa, ho prodotto il film così, non ha assicurazioni, non ha comprato diritti, esce con la locandina con un font che ha preso dal computer e non ci ha pagato i diritti, cioè anche lì io ogni locandina che faccio il mio film, la montagna di sfondo, la scritta, il font, ho comprato tutti i diritti, le musiche, attenzione anche ma l'ho presa da Envato Elements, sì, ma leggi bene cosa c'è scritto su Envato Elements, che è solo per la distribuzione su YouTube e social. Se tu lo mandi a broadcast o su VOD devi pagare una licenza a parte che è costosissima, tipo 300 euro a musica, perché io le pagai, mi ricordo, per un altro film. E l'unica resta è Artlist, se proprio ora così un consiglio. Gli altri leggete bene, perché purtroppo un altro problema che si tende, ho sentito dire che un produttore deve dare tutte queste robe, assicurare tutti, avere i contratti, avere liberatorie, rischi. E ne ho sentite di storie dove gente, anche a Striscia la Notizia, dove facciamo un po', ti dichiari produttore, devi, cioè se tu ti dichiari, stai producendo il film, devi produrlo, essere tutti sotto contratto. Poi ecco, se non hai finanziamenti pubblici ministeriali, non serve assumere, basta che abbia una pretesa e ti facciano fattura, tipo la film commission, mentre se attingi ministeriale devi assumere, una comparsa deve essere assunta per un giorno, e sapete che fa un'assunzione, fa la busta paga, per un giorno, una busta paga sono 35 euro solo quella, quindi non è che valga proprio la pena. Insomma, tante cose che un produttore deve sapere, quindi produrre questo. È un bel mondo particolare, sicuramente particolare. Uscendo un po' da questo mare magnum di cose, no? Che come dicevi tu, figure specifiche fanno cose specifiche, si complica molto il mondo che c'è intorno. Qual è il progetto più bello tuo che hai creato, fatto, che magari non è ancora finito? Porco can, questo è difficile perché ognuno è talmente a sé stante che ti piace per degli aspetti e non ti piace per altri. Io credo però che devo uscire completamente dal mondo attuale. Il primo film che diressi, tantissimo, era il 97, perché secondo me è la più bella regia che ho fatto, sta una fatica, tutto girato in beta, ci abbiamo messo tanto, costato anche tanto, però non potevi proiettarlo al cinema perché era pellicola, quindi ha fatto un percorso in VHS, non c'era ovviamente streaming, non c'era niente tutto ciò, quindi la VHS o il cinema, sì. E qualche TV ha fatto, poi feci un altro film, si chiamava Io l'ho visto, che parla sempre anche quello di morte, Gesù Maria, ora che ci penso. Perché è successo costante a me, sì, perché da ragazzino probabilmente sei molto impressionato dalla morte, no? Quando morì mia nonna, mio padre, no, non andate a vedere la nonna morta, e poi mi è rimasto in me, perché? Che è così brucia, così impressionante sta cosa. E da lì volevo vedere un morto, cioè ti nasce sta cosa, 12 anni, quando è andata la passione del cinema. E scrissi un film che poi abbiamo girato, è stato anche distribuito, che si chiamava Io l'ho visto, che parla di questi 3 ragazzini che vogliono andare in obitorio a vedere un cadavere. Vogliono filmarlo e metterlo su YouTube. YouTube era appena nata, perché è nato nel 2005, era il 2009, quindi insomma era veramente giovane. E all'epoca c'erano i ragazzini che pubblicavano bravate, come farla Molotov, non c'era gli YouTuber come ora, no? E quel film è anche stato molto bello, però l'ha fatto con un'associazione culturale, non poteva avere una vera distribuzione molto grande, fatto un po' di cinema, era già un po' troppo oltre. Piacque molto a Cinecittà, che mi fece un bel commento, no? Al film, la regia, le inquadrature, come impostare, gli piacque molto, però ripeto, non potevamo andare tanto oltre, quindi secondo me quelli, non so perché, forse non guardavano tanto i sensori, guardavano più la storia, mentre ora anch'io mi sto un po' facendo inquinare troppo da
Sicuramente quello che sto facendo ora, Sabbie e Nuvole, potrebbe essere che superi questi. Ora vediamo, perché per il momento mi sta appassionando tanto, veramente una bella storia. Il fatto di aver trasformato un documentario in fiction però ora mi sta incasinando non poco. Però questi in realtà credo non cortometraggi, perché il cortometraggio non mi ha mai soddisfatto, cioè avrei sempre voluto poi fare il feature. Quindi in realtà è un po' un assaggio, quindi non c'è il corto che dico... Sicuramente. È tipo un trailer per te. Sì. Qual è invece il progetto che hai fatto, personale, lavorativo, che è stato più incasinato, ma ti ha insegnato di più? Per esempio una volta a Londra ho diretto un episodio di una serie, The Highfield. Sono stato inquinato troppo nelle scelte quando era ora di montaggio, perché volevano una certa durata, ma la sceneggiatura e le riprese non arrivavano con la durata. Ma volevano, perché era proprio ora dei network... E lì mi è pesato tantissimo, per esempio, perché alla fine non riconoscevo più la mia regia, dei punti erano troppo lunghi, cioè noiosi. Io darei dei tagli molto, soprattutto perché era comico, no? Sulla comicità, quello probabilmente secondo me, perché non mi hanno lasciato agire. Poi con la scusa dell'inglese, che loro si parlano tutto in inglese molto stretto, io no, tendevano un po' a sopraffare a volte la mia regia. Quando io dicevo una cosa, poi quello che traduceva, io capivo che non traduceva giù, dicevo no, ho detto sì, ma va bene così. Sì, fai così. Quindi quello probabilmente lo riconoscerai sicuramente come è venuto bene, bello e tutto, però se non ti riconosci, il taglio quello da Rio era molto più rapido, più veloce. Certo non faceva i 25 minuti, stava sui 23-22, però figli miei, aggiungete una scena, devo fare. Se non va bene non è colpa del regista, ma della scrittura ovviamente, no? Ne fai talmente tanti che delle volte anche andando dietro, è vero, ho fatto anche quello, all'estero, già un sacco di documentari nel disagio sociale. Lì mi è dispiaciuto, per esempio, che non abbia voluto dargli uno slancio migliore a quei documentari. Era su commissione, però io potevo rimontarli con un taglio diverso e di tutti e 4 farne un unico, bellissimo, da 50 minuti sul disagio sociale nel mondo. Questa è, ad esempio, una cosa che mi dispiace, perché li ho un po' sprecati. Quindi Marco, prima ti ho tarpato le ali, cambiando un attimo argomento, sulla parte di festival. Hai voglia di raccontarci qualcosa in più? Perché è una cosa che tu hai vissuto fortemente, quella dei festival. Una sudata, perché sì, io ho lavorato appunto ai Gold Movie Awards e che purtroppo quando l'ho preso in mano io abbiamo deciso di svilupparlo in una certa direzione, ma troppo in fretta è stato, mi sono travolto. Mi ricordo quando il primo anno che dirigevo l'evento mi sono trovato in centro a Londra, c'era la Rai, Vanity Fair, il Daily Mail, The Sun, cioè in quel momento, oh Gesù Maria, cioè troppi, io volevo una roba più graduale, trovarti immerso, VIP importanti, io ero il direttore, è stato un po' brutto, insomma, perché a me poi non piace, Red Car non mi piace, quella è la parte del cinema che proprio non mi piace, però volevo premiare i filmmaker, quindi era bello essere lì, c'erano, poi quando scopri che i giornali non parlano del filmmaker ma parlano dell'ospite famoso, mi fa girare le scatole, però d'altronde non puoi pretendere il Daily Mail ti parli di un filmmaker sconosciuto, giustamente, per carità, però i festival, allora io ho diretto i Gold Movie Awards perché volevo un festival appunto che guardasse il filmmaker, cioè dargli una vetrina importante, un red carpet importante con VIP e giornali importanti in centro a Londra. Purtroppo esistono tantissimi festival che non funzionano così. Se voi andate su Film Freeway a iscrivere un film vedrete che i festival negli ultimi anni, soprattutto col Covid, sono cresciuti. Troverete il 90% dei festival al terzo anno, secondo anno, primo anno. Qualcosa non torna, cioè un festival importante avere tanti anni alle spalle perché ha acquisito una certa notorietà, visibilità, soprattutto con i media. Perché allora dite, perché ha tutti questi festival? Perché tantissimi filmmaker inviando i film al festival pagando una stonfa di soldi, perché paghi sempre media 30, 40, 50 euro a submission, hanno iniziato a dire, cavolo, ci faccio business. Effettivamente ha iniziato a fare business, quindi creando festival dove ti fanno pagare l'iscrizione, ma quella ci sta perché tu devi pagare la giuria, devi pagare tutta la struttura. Certo. Se ti inviano 20 miliardi di film schifosi, il film deve pagare, cioè devi pensare, il mio film vale la pena, investo, quindi è giusto. E d'altronde, guarda, se io ti faccio vedere certi film che mi sono dovuto guardare, perché poi da direttore li ho guardati tutti, ai Gold Movie Awards tu vorresti essere pagato 20 volte di quelle cose. C'era anche un italiano, non posso far nomi perché ovviamente sì. Comunque c'era arrivato un film italiano dove si lanciava, cioè la produzione sembrava importante a livello di nomi, non nomi famosi, ma come era strutturata, tanti nomi, produzione costosa, eccetera. Cioè, guardato il film, ero sconvolto. La trama sembrava interessante, ma quando a 3/4 di film la trama non è arrivata al punto di non ritorno, ma è lì il punto di non ritorno, dici, allora qualcosa non torna. Cioè, un film terrificante, no? Terribile. Lì avrei voluto essere pagato tanto, per 2 ore del mio tempo per vedere una roba del genere è stata terribile, no? E a volte devi guardartene, magari in un mese ne avevo 100 da vedere così. Devi trovare il tempo di notte, di sera, di giorno, cortometraggi.
Però, tornando a noi, ci sono festival che allora fanno cosa? Perché se volete mandare un film a un festival, allora guardate l'anno, guardate le foto dell'evento, devono essere belle, altisonanti, importanti, che almeno vi danno immagine, non devono essere mensili, perché il festival mensile cosa fa? Raccoglie ogni mese e chiude l'edizione ogni mese, assegna premi ogni mese, ne assegna anche 40, quindi meno premi a un festival più importante è. In genere sono una ventina, sono già tanti, non di più come gli Oscar, insomma 23, quant'è? Ma non che ne ha 40, annuali. è annuale. E per giunta agli Oscar accedi da altri festival che ha vinto che dà garanzia che tu sia, non che hai inviato tu. Quindi non deve essere mensile, non deve avere 40 premi, perché ne mettono 40? Per premiare tutti, sono tutti contenti. Anche i Gold Movie Awards facciamo selezione ogni mese, ma non premiazione. Era per dare già un responso, non dire mi mandi il film, aspetti un anno, perché se uno è appena uscito è bello avere... Però dei mesi zero, cioè se mi arrivano 40 film e non mi piace nessuno, quel mese assegnava zero e la gente si arrabbiava. Ma come, io ho inviato come miglior attore, non c'è neanche uno. Figli miei, se non sono belli non li selezioniamo, e si arrabbiavano e facciamo feedback negativi. Io ero contento perché voleva dire che il festival era serio. Non devono farti pagare il trofeo, e ma il trofeo non lo paghiamo, allora non lo dai, cioè ne dai 10 a fine anno e ne dai ogni mese. Non devono farti pagare l'intervista, non devono farti pagare non devono farti pagare niente, cioè una volta che hai pagato la quota basta. E uno dice, ma allora di cosa campa il festival? È in genere di volontariato, di fondi pubblici, cioè può essere che ti faccia pagare tutto in realtà, ma deve essere annuale e ne premia solo 10 all'anno. Se ne premia tanti vuol dire che ha bisogno, che fa soldi con che è un business. Quindi dobbiamo stare molto attenti, e lasciamo basta sta storia delle locandine con 300 laurels dei festival sconosciuti. Cioè a me tanta gente, io ho vinto il prestigioso, già quando ti dicono prestigioso vuol dire che se me lo stai dicendo vuol dire che io non lo riconosco come tale, quindi il prestigioso premio Ciccio Panino, mai sentito. Vabbè, poi guardi il suo corto, una schifezza, perché dici, io non avrei neanche selezionato e l'ha vinto. Quindi insomma, non spendiamo troppi soldi. Magari lasciamo pure stare i festival. Uno dice, ma è importante il percorso. Sì, ma è importante se vinci Berlino, Cannes, Venezia. Tutti gli altri servono proprio a niente, non è importante, non serve proprio a niente, ti dà visibilità, non diventi famoso, non serve a niente. È più una cosa egoica personale. Per te. Ma un produttore quando vede che ha vinto questi premi ne frega proprio niente, quindi lascia stare. Io ultimamente non sto più mandando i festival, perché tanto dico, Venezia magari quell'anno cerca 5 cortometraggi e magari sa già dove andare a pescare. Conosce già, sa, non è che quelli inviati, raro. Magari dice quest'anno cerchiamo un film ucraino, fai conto, no? Che parli di questo, delle donne in Ucraina. Quindi deve essere centrato, specifico là. Poi cerchiamo un film così, un film colà. Perciò non è, io sinceramente adoro i festival, avendo diretto uno a lungo, va bene se vuoi fare un percorso, dici, io ho scritto un corto, secondo me è da Oscar, allora lo mando ai festival che potrebbero, attenzione, sì, lo mando ai festival che potrebbero, che se vinci ti danno la porta aperta per gli Oscar, ma non vuol dire che sei nella cinquina. Io conosco tanta gente che, siamo agli Oscar, sì, ma non è la cinquina, sei insieme a altri 200-300, bisogna vedere se arrivi nella cinquina finale, quindi c'è un altro bel step, però dici, ho le potenzialità, ma poi ti manca ancora uno step, l'ufficio stampa. Devi avere l'ufficio, io i film che hanno vinto gli Oscar erano l'ufficio stampa nostro, i Gold Movie Awards, e ci diceva, questo film è nella cinquina sicuro, sapevano già quali, l'ufficio stampa è importantissimo. Non perché sia una questione mafiosa o che, ma perché garantisce la qualità di un film e che poi ne puoi parlare, che avrai i comunicati stampa giusti, perché attenzione, un film senza un ufficio stampa non potrà vincere, perché che comunicati darà, c'è il rischio addirittura che dica cose sbagliate, che possa diffamare gli Oscar, cioè, o che lo anticipi. Immagina un film che sbagliano e fanno il siamo agli Oscar, siccome l'ufficio stampa che sa che non deve dire. Quindi molto importante l'ufficio stampa e che sia abile nel portarti fino agli Oscar, quindi abbia gli agganci giusti, perciò investi Sky. Anzi, in realtà ho visto costa meno quelli di Londra che uffici stampa italiani, che non ti riescono a portare da nessuna parte e paghi di più in realtà. Quindi io consiglierei un ufficio stampa straniero, tutto in inglese, magari con 3.000 pound contro i 5.000 euro italiani. E il risultato sì, di gran lunga migliore, quindi sì. Ti dice subito l'ufficio stampa, perché hanno detto sì, bello, poi mi spiace, sono riuscito a far parlare, io ho mandato, ma no, loro ti dicono subito, Tizio ne parlerà, Caio ne parlerà, sempre perché li contatta prima. Quindi ufficio stampa, idea geniale, perché avete visto un sacco di film che hanno vinto gli Oscar o Cannes e siete sicuri che è per quel festival là, allora vale la pena, se no sinceramente tutto il resto lascerei veramente stare. È molto interessante. Marco, ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata. A voi. Poi le esperienze alla fine dei conti, andando un po' al succo, sono simili. E sì. Bene o male per tutti noi, sì. per chi fa questo lavoro, è bello ritrovarsi
nei classici, no? Dovrebbe trovarsi più spesso. In realtà manca, secondo me, un bel gruppo di anche filmmaker, videomaker veneto, che magari una volta al mese ci si trova, ci si scambia idee, opinioni, cose, e si collabora, perché poi i film li fa in coproduzione. Se io attingo un finanziamento regionale Icona Film, che è la mia azienda, vabbè, oggi sono vestito, non ho neanche parlato che c'ho la scuola di cinema. È vero. Piccolo dettaglio, lo dico in chiusura. Non posso come Icona, cioè devo avere una coproduzione, quindi se ci si unisce in casa di produzione deve avere un certo curriculum perché fa punteggio, funziona, se no sinceramente. Anche certi clienti grandi, non possiamo pensare da soli gestire clienti molto grossi, però in 2 o 3 uniti riusciamo a gestire, quindi in realtà dovremmo lavorare in maniera diversa, vedersi più spesso, collaborare di più. Guarda, paradossalmente apri o meglio, sfondi una porta aperta, nel senso che ci siamo resi conto, io e Alessandro, sia singolarmente che come Weist, che nel territorio noi siamo tanti, perfetto, però ognuno per sé molto spesso. E è un settore che va molto a partita IVA singola, e la verità è che i lavori migliori da soli ne fai pochi, perché a un certo punto è quello di cui parliamo sempre, ne siamo consapevoli, ma non puoi far tutto tu. C'è sempre il ruolo giusto e la persona giusta per quel ruolo. Poi ci vuole il budget. Ci vuole il budget, se 2.000 euro e se in 6. Chiaramente, poi, assolutamente, sì. È una cosa comunque da tenere conto 100%. E piano piano deve entrare nella nostra cultura, perché nello specifico nel Veneto è una cultura che ancora manca in alcuni ambiti un pochino. Non voglio generalizzare, però piano piano i primi passi si stanno finalmente concretizzando. Ed è vero quello che dici, cioè è vero che ognuno per sé. Una cosa che noi come Weist stiamo provando a fare, il podcast vuole fare questo paradossalmente, è proprio quello di connettere persone, perché connettendo persone si possono fare cose incredibili, non solo a livello di lavori, ma a livello di pensiero, a livello di idee, a livello di possibilità. Ripeto, quando noi abbiamo avuto, lo dico con poca umiltà, ma l'umiltà di dire andiamo da Marco e facciamo una masterclass di cinema, è proprio perché ci siamo resi conto che avevamo tanto da imparare. E difatti ho apprezzato tantissimo, perché ho difficoltà, conosco filmmaker anche giovani, prima abbiamo nominati anche alcuni, che magari partono da zero, parli, vedi che conoscenze zero, proprio dei buchi enormi, e si chiamano al tuo livello, cioè dicono sono un regista come te, anche se hai più esperienza, ma li proponiamo, ma se ti ridono in faccia, per la serie a noi non serve. Difatti quando siete venuti, che già facciate i videomaker, l'ho apprezzato tantissimo, vi ho inquadrato come le persone che dicono ok, voglio fare uno step, voglio imparare cose nuove o confermare quelle che già so, perché mai uno viene alla masterclass, è difficile perché dico cose che vanno un po' controcorrente, perché io ho fatto un percorso soprattutto con la pellicola, diverso. Magari, però può essere che uno venga e semplicemente conferma quello che ha preso un po' qua un po' là, copre dei buchi che gli permettono di fare un ragionamento più chiaro, magari di lavorare meglio, perché magari ti tolgo dei problemi che uno non sa, anche la storia di assicurazione, c'è tante cose che uno magari non sa, rischierebbe, citando anche problemi che io ho subito, cioè dicendo attenzione, a me è successo così, sappi, anche con i contratti, con i clienti eccetera. Però quando siete venuti l'ho apprezzato tantissimo, avevo detto anche a Anthony, perché che venisse qualcuno che era già videomaker, che mi dice magari da videomaker voglio diventare filmmaker, oppure videomaker più consapevole, o confermare le mie conoscenze, perché anch'io ho fatto dei corsi, anch'io seguo tanti direttori di fotografia americani per confermare, non ho mai scoperto nulla di nuovo, ma confermano cose che io ho acquisito nell'esperienza, ma che non è detto che siano state interpretate bene. E quindi ho apprezzato tanto, perché secondo me è la scelta giusta. In realtà Masterclass è nata un po' per quello, soprattutto per chi è già ora la facevamo con SkyUp Academy, perché io ero socio fondatore di SkyUp Academy, la quale ha deciso di limitarsi a computer grafica e continua, perché sono mostruosi da quel punto di vista, a Montebelluna, e consiglio sinceramente la SkyUp se volete fare il percorso di computer grafica. Cinema, ne sono staccati, stiamo creando la Rolling, non ho tempo, ora c'è il sito filmrolling.it, ma non iscrivetevi, perché quando sarà attivo, ecco, magari se mi seguono su Instagram o quando seguono voi, magari domani se volete dire che la Rolling finalmente è online, uno potrà iscrivere. È un progetto, non è un'azienda Rolling, l'azienda è Icona Film, però è un progetto per cui uno si iscrive nel sito, entra gratuitamente, riceve già delle lezioni gratis. Ogni tanto pubblicheremo piccoli, magari piccoli ovviamente, per gli altri vanno a pagamento, perché sennò lì che campi, però la Masterclass si pagherà, però anche piccoli workshop online, corsi online, magari anche di 20 minuti così, dove diamo informazioni tecniche molto specifiche, oppure presentiamo i workshop di una settimana o 2 o 3 giorni, o la Masterclass di 15 su set veri, perché è un set
so che ho il corto in piedi, tipo quello che vorremmo fare ambientato in un mondo post-apocalittico, dico, mandiamo la mail, quindi se uno iscritto riceve la mail, dice abbiamo 5 posti, sapete che le masse sono sempre molto limitate, non più di 5. Per fortuna. Sì, Per però fortuna. è così che si lavora bene. Logico che SkyUp è anche chiusa il settore Cina perché poi non hai guadagno, perché con 5 tra attrezzature, tutto, tempo, pubblicità, perché in realtà spendeva tantissimo in pubblicità, però era l'unico modo che io conosco per poter lavorare bene, non puoi averne di più. Confermo, ed è una cosa che dall'altra parte io ho apprezzato molto, nel senso, essere in tanti a un certo punto fai solo teoria. Sì. E per me seguirli poi sul set, dare ognuno un ruolo, cioè impazzisci. È come non farlo. Sì. Invece la cosa bella è proprio uscire da quelle 2 settimane in cui, bene o male, adesso la generalizzo, una è di teoria e una di pratica, bene o male. Quello era un po' lo schema. In cui quella di pratica è pratica, in cui ogni giorno riesci a vedere una cosa diversa. Fatica. Tanti la smettono. A me è capitato gente che poi ha fatto la settimana di pratica e dice, il cinema fa per me. Non penso che sia così faticoso, così stressante, questo è tutto acqua e rose, si ride, si scherza. No, guarda, sabato scorso ho fatto ripresa del mio film in studio, quindi ho voluto allestire una finta radio in studio, finestra, giù c'era la città, pioveva addirittura. Chi è venuto lì ha fatto solo il pomeriggio, a fine giornata li distrutti, ma erano 4 ore di lavoro, cioè niente. Anche un ragazzino veniva da una scuola che i professori mi hanno chiesto, fanno quello, no? Fanno video, solo per muovere il carrello. In realtà bravissimo, ha fatto molto bene, anzi mi trovo a volte meglio con i giovani che magari con chi ha più esperienza, perché forse tende a... c'ho esperienza, so io. E erano stanchissimi a fine giornata, ma erano solo 4 ore di lavoro, cavolo, non erano le 10, perché puoi farne 8 o 10 nel cinema, no? Spesso è 10, ti pagano di più ovviamente, però anche quello è importante, no? E soprattutto il rigore, cioè nei set, come ci si veste, c'è tante cose che devi... Come si comunica. Sì, come si comunica. E sì, a me quello che aveva colpito molto della tua masterclass, cioè nel senso che ci hai trasmesso nella tua masterclass dal punto di vista del cinema, è l'importante di definire i ruoli e quel ruolo non si sgarra. Nel senso che se tu in quel set sei assistente alla regia, tu farai l'assistenza alla regia, non ti puoi permettere di fare altro o di mettere parola su altro, mettere becco su altro, perché c'è il ruolo impone un'etichetta specifica. Anche la comunicazione, cioè tu comunichi col capo squadra, cioè non è che l'elettricista parla con la produzione, l'elettricista col best boy, che in Italia ora non mi ricordo come li chiamino, caposquadra penso, sì, è lui che comunica cioè molto importante, perché, allora finché siamo in pochi, poi sai, noi quando siamo pochi dobbiamo fare di tutto, perché altrimenti non, poi ognuno ritorna al suo ruolo. Nelle grandi produzioni non puoi uscire, cioè se sgarri disastro, perché sì, però anche giustamente mi viene da dire, perché sì, c'è anche un rispetto, l'ordine, quando hai 200 persone devi, già capita che ogni tanto si facciano dei lavori dai clienti in cui ci sono più di 3 teste che pensano. Sì. Disastro. È un disastro, perché il problema è che molto spesso non ci si rende conto che la difficoltà del nostro lavoro non è tanto farlo, che è già difficile, ma è il fatto che si entra in un ambito che è puramente di creatività e piacere personale. Quindi se ognuno dà la propria visione, che molto spesso è o non consapevole, o data da chissà quali esperienze, o diversa dagli altri, o perché quel giorno ti sei svegliato così, che è una delle possibilità, quando si cominciano a mettere insieme è impossibile trovare un punto di contatto. E soprattutto se non si ha una persona che si prende la responsabilità finale di decidere, diventa un caos totale. Quindi è molto importante anche nel set, perché nel set ognuno di noi, ognuno dei partecipanti avrà un'idea e una capacità e una visione e una creatività diversa. Se ognuno dice la propria non si finisce mai. Quindi è giusto, mi sembra, è brutto perché sembra proprio una gerarchia. Però nel ruolo del regista purtroppo io non so perché, ma tutti devono metterci parola. Anche ultimamente l'ho visto più sulla fotografia, che poi non esiste la fotografia giusta e una sbagliata, cioè ognuno fa come vuole. Io posso spiegarti che effetto può avere una luce sulla persona, ma non dire la luce va messa qua, va messa là, perché uno potrebbe dirci la luce chiave qua, una backlight dietro, e non la voglio backlight, l'ho sempre odiate, e soprattutto la air light, che negli anni 80 si usa tanto, il giorno d'oggi a volte la uso perché mi serve per separare lo sfondo, tendenzialmente non mi piace proprio, la trovo molto finta, innaturale, no? Invece mi è capitato anche quando insegno dei set, la gente che ti viene, non sarebbe meglio anche il cliente, una luce con una luce, porco cane, è meglio, dipende da cosa intendi tu, può essere, non lo so, ma la voglio così, cioè è terribile, tutti devono metterci parola. Infatti mi piacerebbe che ci fossero proprio delle etichette da questo punto di vista, etichette, nel senso di giuste pratiche, usiamo questo termine, educazione, grazie,
da questo punto di vista, Sì. nel senso che ogni ruolo ha le proprie responsabilità Sì. e ogni ruolo va rispettato, sia da parte di collaboratori, sia da parte della gerarchia, passami questo termine, uso le virgolette, ma anche da parte del cliente, perché il cliente, se chiede a te, o ti usa solo come braccio, ma fa lui il regista. Ah, che è io una più di una scelta. volta gli ho detto, Che è sì, una più di una volta scelta. gli ho detto, guarda, io sono l'operatore, dimmi tu come fare, visto come si sta mettendo le cose, ma glielo lascio liberamente, a me ne frega niente, fare la regia di video aziendali, certe cose, è una cosa che non mi interessa, a me non... Può essere anche altisonante il cliente, perché noi lavoriamo anche per clienti grandi, internazionali, Di un certo ma non è livello. detto che mi piaccia quel progetto, che a me interessi, anzi magari bisogna come affrontare la regia, perché non mi ha coinvolto. Però mi deve dalla A alla Z dirmi cosa fare, non solo ogni tanto il resto, Quando salta non funziona. fuori. Sì, Una volta il quindi- cliente mi fa l'agenzia, era uno spot per un formaggio nazionale importante, e quello dell'agenzia mi fa zoom. Allora mi giro e ho detto, dammi una focale, io la metto, zoom non mi dice nulla. Intanto erano lenti prime, quindi non potevo zoomare, quindi non sapevo. Ma a me sta roba, zoom. Io avevo in mente come veniva editato, se zoomavo come c'era lui, non avrei avuto un master, visto che quello era il master, era l'unica inquadratura più aperta, e dopo avremmo fatto dei dettagli, ma sul bambino non serviva, non volevo stare stretto sul bambino, volevo vedere il bambino e il nonno, e non ci andava proprio bene con il resto come avrei montato dopo. Quindi se non sai neanche cosa viene fuori, ma purtroppo è così, Sì, intervengono, sì. ma perfino gli operai della fabbrica che a volte ti dicono non potevi fare, ma no, perché dopo lo monto, non sai come lo monto, lascia stare, Lasciami fare. perché non Poi, hanno la visione del totale. Secondo no? me è proprio la modalità sbagliata è quella di, io apprezzo tanto, mi è capitato di avere a che fare con operatori della fabbrica, usiamo questo Sì. termine nel momento in cui fai un video corporate, che hanno detto ma perché non lo fai così? E effettivamente magari poteva essere una buona idea. No, delle volte, anzi, Però- io dico sempre con chi è intorno a me, a volte chiedo io, no? Esatto. Però se non chiedo magari lascia Ma stare. anche se fosse così, rispetta il mio lavoro. Come non ti vengo a dire come lavori su quella macchina, Sì. hai l'idea, dimmela, ma rispetta il fatto che poi sono io quello che si prende la responsabilità, perché se poi il video non viene bene, Infatti, non è che vada la all'operatore, persona sì. non viene da te, viene Sì, da me a dirmi infatti. perché l'hai fatto così. Quindi diciamo che mi piacerebbe in generale, forse è un'utopia, però mi piacerebbe molto che il nostro lavoro venisse sempre più rispettato, soprattutto qua nei dintorni, lo dico proprio Sì. sinceramente, più rispettato dal punto di vista di io provo a darti degli input, ma poi mi affido perché ho chiesto a te. Oppure definiamo le cose in modo diverso. Sì, mi dici, guarda, chiaramente so già io tutto, mi serve solo un operatore, ma a me va bene. Sono disponibile. Sì, Meno rotture di scatola. sì, fine però giornata. dalla A alla Z. Esatto. Non chiedo pensare come impostare la camera, che lenti usare, no. E poi esce ogni tanto. Infatti sì, quindi però è vero, questa è una parte un po' bruttarella, un po' mi immagino a volte noi come quelli nei cantieri con l'anziano che guarda il cantiere e dice come fare, perché Sì, è così. Sì. Un po' tutti devono metterci parola. A me una volta, poi mi ricordo, ero stato per un video aziendale, c'è una parte di fiction, eravamo dentro una fucina dove battevano il ferro battuto, bellissima, ho voluto illuminarla un po' cinematografica, ho pure messo tanto. Arriva un tipo della Prolocola locale, anziano, fa ma la luce fuori la finestra, mettila qua dentro, no, che ti illumina tutto bene. Ah, scusate, in dialetto l'ho detto. Metti la luce qua dentro che illumini tutto bene, no? Ho detto sì, non è un video di matrimonio, non deve tutto bene, no, ma lasci fare, cioè sapevo io, era per il contrasto, è veramente molto cinema bella, no? Sapete che nel cinema devi illuminare poco, non illuminare tutto, ma con tanti punti luce viene molto bene, no? E lui fa, ma quella volta è venuto Telebelluno, ho fatto così. Appunto, allora, ottima il fatto che io stia facendo all'opposto, quindi siamo nella strada giusta. Non ha neanche capito, ma lui bene. niente, lui sapeva perché Telebelluno aveva fatto così, no? Nulla toglie a Telebelluno, ma è una televisione, doveva fare un servizio giornalistico. Io quando lavoravo per la Rai, esperienza brutta per me, perché bruttissima, si lavora proprio male, perché? Perché è una TV, devi fare velocemente, facciamo trasmissioni che a me non piacevano, insomma. Purtroppo è così, il cliente è così, ci vuole un po' più rispetto, non so per il nostro ruolo, probabilmente perché tutti hanno i telefonini, tutti lo sanno fare, forse è quello. Però ripeto, non è giusto o sbagliato, è che io non volevo in quel caso un'illuminazione totale da video reparabile, una roba cinematografica più tagliente, più buia. Guarda, mi faccio questo parallelismo e poi andiamo veramente in chiusura è come se avessero detto a Michelangelo o a Picasso o a qualsiasi artista, bello il tuo quadro, ma perché non lo fai un po' più così? Sì, bello il Picasso, ma fallo un po' più realistico, non si Esatto. capisce un granché, no? Grazie, ho capito il mio stile. Marco, io ti ringrazio tantissimo di Grazie essere a stato voi. qua e io in realtà spero di averti ancora perché mi diverte proprio averti qui e
carpire e prendere dalla tua esperienza, di quello che hai fatto, di quello che hai avuto come magari esperienza. potremmo una volta parlare, tipo quando c'è il film, magari spiego un po' i segreti del film, i problemi, come è nato, visto che è un film che non Facciamo segue il una percorso masterclass sul classico. tuo film. È vero, in realtà. Perfetto. Sì. E questo però lo prendo come gancio per dirti guarda che questo film deve uscire. Sì, infatti, Quindi, guarda, mi raccomando. Sì, doveva lavorarci, sì. Quindi grazie di essere stato qua con A noi, voi. grazie di essere stato dietro questi microfoni. Chiuderei la puntata augurando a tutti di aver toccato con mano quella che è stata la tua esperienza, e noi ci vediamo alla prossima puntata, o ci sentiamo alla prossima puntata di Behind the Video. Abbiamo preso un microfono, poi partiamo. Oh, piccolo. Allora, non è super 2,80 perfetto. costano. No, 110. Ah no, io ho preso il micro da Cina a 2,80. Ecco, C'erano già noi, è venuto benissimo. Oh, scusa, provo a avvicinarti un po'. Magari trovo. Riparto da casa. Grazie per averci seguito fino a questo punto. Scrivici nei commenti cosa ti ha colpito di più di questa puntata e quali domande vorresti fare ai nostri ospiti. Attiva la campanella per restare sempre aggiornato e condividi questo video. Ci puoi seguire su tutte le piattaforme streaming e social. Trovi i link in descrizione.